Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. E beatitudini. Gesù, vedendo che una cuofane gente s'accucchiava innanzi a essa, s'aietta in coppa a una montagna, s'assettà in terra e tutti i discepoli suoi s'accustavano vicino a essa. E là ha cominciato a lezionare tutta quella gente, dicendo a loro: Beati tutti quelli che si mettono in mano a Dio, perché Dio era a loro il regno suo. Beati tutti quelli che sono tribulati, afflitti e sconsolati, perché noi giorni saranno consolati a Dio. Beati tutti quelli che non sono manischi, perché Dio darà a loro a terra promessa. Beati tutti quelli che desiderano e fanno con tutto il cuore quello che Dio desidera, perché Dio starà a sentire tutte le giurie loro. Beati tutti quelli che hanno sempre compassione lata, perché pure Dio un giorno avrà compassione a loro. Beati tutti quelli che tenono cuore pulito, perché vedranno Dio. Beati tutti quelli che mettono la pace e non mettono mai in giudice, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati tutti quelli che sono angariati, perché hanno sempre fatto volere Dio, perché Dio a loro darà il regno suo. Beati sarrite pure voi, quando vi indurzeranno, ve ne inquiteranno, dicendo ogni falsaria e bugie per mezzo mia, perché siete discepoli miei. Arregliatevi tanto, perché Dio ha preparato per voi un premio assai grosso, rindo regno suo. A così hanno pure smardiato e inguidato i profeti, che sono venuti assai prima di voi. O sale la terra e la luce del mondo. Voi siete o sale la terra, ma se o sale diventa sensibile, come potrete fare a diventare salata una volta? Che lo sale non serve a niente più, perché è da essere buttato solo per terra, per essere scarpezzato a tutte le pire la gente. Voi siete pure la luce e sto mondo. Non può rimanere nascosta una città che sta in coppa a una cima e una montagna, e manca s'abbiccia una cannella per mettere sotto una tavola, perché la vita mettere invece in coppa un cannelliere, perché potesse allumare tutti quelli che stanno dentro a quella casa. A così è da prendere la luce vostra per tutta la gente, perché così tutte le late verranno l'opera vostra, che sono buone, e niente nei roli o padre vostro, che sta in cielo. O compimento della legge di Dio. Gesù, continuando a parlare con tutti i discepoli suoi, ricetta ancora: Avesse va pensare che sono venuto in coppa a sta terra per l'uomo mezzo tutta la legge di Mosè e tutta imparata dai profeti. Io non sono venuto qua per scassare, ma per portare a finitura la legge. Perché vi posso assicurare che sino a quando non ci sarà il cielo e la terra, manca una parola poco conta, anzi manca una virgola sarà lavata in la legge di Dio, sino a quando ogni cosa sarà compita. E tutti quelli che non metteranno in pratica, pure uno solo di tutti questi comandi, pure più piccirilli, impareranno a lato e fa la stessa cosa, vi posso assicurare che pure questi conterranno poco in regno di Dio. Chi invece che metterà in pratica tutti i comandi che Dio ha dato e farà imparare a lato e fa la stessa cosa, sarà assai rosso in regno di Dio. Anzi, vi dico ancora, se la giustizia vostra non sarà più grossa e che le tutte maestre la legge e tutti che gli farisei, manca voi un giorno trasarrite in regno di Dio. Legge antica e legge nuova. Avete pure un dise che è stata ritta a tutte le padri vostre, non accidere, e chi che avrà accisa nata sarà portato innanzi al giudice per essere giudicato. Io invece vi dico, pure se uno si arraggia con frate suo, sarà portato innanzi a un giudice per essere giudicato. E se uno dice al frate suo, tu sei uno scemo, sarà portato innanzi al tribunale dei prevedi. E chi le dice, pazzo, sarà condannato dentro il fuoco da gente. Si sta innanzi all'altare per fare un'offerta innanzi a Dio, e là li guarda che un frate tuo non ti va più bene come prima, può essere che tiene qualcosa da dicere. Lascia là, innanzi all'altare un'offerta sua, e va prima a fare pace con frate, e solo tanto tu tornerai un'altra volta innanzi a Dio per fare un'offerta tua, e solo tanto che l'offerta sarà accettata innanzi a Dio.
Se uno di voi strascina innanzi a un tribunale perché ti sei appiccicato questo, fa presto a t'accordare con questo. Veramente stai ancora in mezzo a via, che se no, chi ti consegnerà rinda in mano ai giudice? O giudice poi ti consegnerà rinda in mano alle guardie, e le guardie ti metteranno rinda in cancello. Io vi posso assicurare che non lascerai là dentro, zino a quando non avverrai pavate, zino all'ultimo centesimo. O peccato lo pensiero. Avete pure un dice che dentro la Bibbia sta scritto, non scurnacchiare. Invece vi dico, pure se uno fa una guardata storta a una femmina, a desiderandola dentro il cuore suo, ha già fatto un peccato, e pensiero dentro il cuore suo. Se l'occhio dritto tuo ti può far cadere dentro il peccato, scippatella e buttala rasata a te, perché assai meglio se tu perdi una parte solo del corpo tuo, che a fornire in da genio con tutto il corpo tuo. Se a mano dritta tua ti fa una infamità, tagliatella, perché è assai meglio per te perdere solo una mano che a fornire con tutto il corpo tuo rinda a casariavala. O matrimonio. Sta pure detto, chi scaccia rinda a casa sua moglie, la consegnerà un'attestazione scritta ai divorzi. Io invece vi dico, chi scaccia la moglie sua, a fuori a casa, a che la stessa niente e corno marito, fanno un peccato e adulterio contro questo. E chi si sposa una femmina sciaccata, o marito suo, fa pure esso un peccato e adulterio. Un giuramento. Sapete pure che sta ritta a tutte le vate vostre. Non giura o favza, ma mantiene sempre tutte quelle che tu hai promesso innanzi a Dio con un giuramento. E poi vi dico, non giurate mai, né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, che è lo scannere dei piedi suoi. Gerusalemme, che è la città, lo Signore. Non giurate manco in coppa a capa vostra, perché voi non tenete nessun potere e fa diventare bianco o nero, uno solo e tutti i capelli che tenete in capo. E quando rapite a bocca per parlare, o parla vostra ad essere sempre sì, quando è sì e no, quando è no, perché tutto il resto viene ormonia. A legge. Avete pure un dice che fu detto, occhi per occhi e riente per riente. Io invece vi dico, non ti appiccica mai con quello che ti ha fatto una torta. Anzi, pure se uno ti ha dato un paccaro, coppa una mascella, tu appresentali pure che lato. E se uno ti vuole strascinare in un tribunale per si piglia un mandello, tu lasciaci in mano sua pure un mandello. E se uno ti vuole costringere a fare un miglio questo, tu fanno due per fare compagnia. E se uno vuole qualcosa a te, tu rancella e non auda mai a spalla tua a chi vuole presto da te. Amate gli amici vostri. Avete inteso pure che fu detto, fa bene all'amici tuoi e tieni un male agli amici tuoi. Io invece vi dico, volete bene pure a tutti quelli che non vi vanno bene e pregate per tutti quelli che vi guidano e vi mettono in croce, perché siete tutti figli rubati vostri, che sta in cielo, che fa sorgere il sole per buono e per infame, e fa piovere un cuore giusto e un cuore peccatori. Se voi volete bene solo a quelli che vi vanno bene, che facete eccezionale? Non fanno così pure i pubblicani? E se salutate solo i frati vostri o gli amici vostri, che facete assai chiellate? Non fanno così pure tutti quelli che non tenono la fede? Sforzatevi per questo e a diventare buoni come un buono padre vostro che sta in cielo.